Siamo in diretta! Siamo in diretta! Buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta, ma siamo in diretta da dove? Amici, oggi siamo venuti in un posto speciale e particolare perché siamo nel VVT, che sa l'inglese? Venice Vintage Toys, Venice Vintage Toys. nel cuore di Venezia. Nel cuore di Venezia. Questo posto, fai vedere. Vai. Dai un giro, dai un reverse, Aspetta, che si sente. no, stavo salutando. Un reverse, dai un reverse. Reverse? Eccoci qua, eccoci. Ecco, siamo qui perché l'autore, il direttore, il fondatore di questo posto, il Venice Vintage Toys, ci ha detto tempo fa. Ci ha detto, ragazzi, Venite qua perché ho una sorpresa enorme da farvi vedere della roba e noi siamo venuti in questo posto. Fare reverse che vediamo. faccio reverse di nuovo. Questa sorpresa, tra l'altro, non la sappiamo nemmeno noi, la scopriremo insieme a voi in diretta. Guarda qua, questi toys, qua siamo nel settore Topo Gigio, guardate, c'è anche Topo Gigio del Venezia Calcio, guarda, nero verde. Questo praticamente anticipiamo un attimo, in pratica raccoglie un sacco di questi pupazzi di gomma. Esatto, scusa, per i più giovani, questo è il gaucho dei mondiali dell'Argentina del 1978. No, io non ero ancora nato. Sì, di sicuro. Ma qua veramente era per esempio la Pemaia. Vola, 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 vola la pemaia. Era Willy, il suo amico Willy. Willy. Braccio di ferro. Willy Peyote. Sì, braccio di ferro. I'm Popeye the Sailor Man. Butta su che sei qua. E ecco quella la famiglia Barba Papà. Aspetta che se giriamo a reverse ed è qua. Oh, allora amici, abbiamo detto, certo che veniamo da te per vedere questa sorpresa di questo Vintage Toys, però prima di vedere questa sorpresa che non vediamo l'ora, Non vediamo l'ora perché è una sorpresa, ci dicono, di caratura mondiale. Abbiamo detto, prima scopriamo che cos'è davvero insieme a voi Venice Vintage Toys e chi è l'autore di tutto questo. L'autore di questo misfatto, andiamo Fabrizio a vedere. Fontanella! Eccoci ragazzi, qua! grandiosi. Ciao Fabrizio! Ciao a tutti, intanto è un piacerissimo avervi qua. Vengo visti preparatissimi perché tra sigle, nomi, cose. Ma aspetta, ma ne vediamo altre tra poco, vedrai. Sì, non svegliamo che avevi studiato 3 giorni prima di venire qua, perché... Allora Fabrizio, che cos'è Venice Vintage Toys? Che cos'è? Intanto il coronamento di un sogno, perché sono 30 anni che io raccolgo questi oggetti particolari vintage legati al mondo dell'animazione, dei cartoni animati, della televisione, e abbiamo realizzato questo posto che vuole coinvolgere tutte le famiglie veneti, veneziane, mondiali, turisti, anche i turisti, quando curiosi, torneranno, appassionati, è un mondo molto particolare che fa fare a tutti, dai 30 ai 70 anni, perché arriviamo anche al carosello, per capirci che hai indicato qua. Non lo so di cosa parliate perché io non... No, hai solo 24 anni, però scusa un carosello... attimo, non sappiamo di cosa sia carosello perché noi insomma troppo giovani, siamo dei millennial. Come se noi avessimo avuto dei genitori che ne diceva adesso dopo il carosello vai a letto. Non ho mai sentito mai questa successo, frase. mai Torniamo successo. su Fabrizio. Ma è successo. Però tu sai, o lei, ti do anche lei. Mi dica. Lei sa che aver creato tutto questo, no, Sì. cioè per aver creato, lei non è a posto con la testa. Esatto. Ma, me l'hanno detto in molti, più volte, e mi sono anche quasi convinto. Ah sì? Però posso dirti, mi diverto e come voi mi godo la passione. Ma com'è nata questa passione? È nata da piccolo perché sono sempre stato appassionato di fumetti, quindi ho divorato fumetti, e da lì abbiamo passato. Domani quanti sono? Esatto, no, io chiaramente sono? volevamo chiedere quanti sono perché siccome adesso si è approdati a questo vero e proprio museo espositivo, ma Fabrizio è partito che tutti questi oggetti, tutti questi pupazzi li teneva dove? Dove li tenevi? Ebbene sì, li tenevo nella soffitta di casa, magazzini eccetera, e quindi Ad un avevamo certo bisogno. punto invece la soffitta stava per scoppiare. Sì, o mandavo via i fiori, o mia moglie la mandava via in un altro modo, oppure trovavo una soluzione. Ma cosa dicevano i tuoi amici da piccolo quando ti vedevano là che giocavi? È stata una sagra di abbiamo capito. battute, però Andiamo a vedere qualcos'altro. guarda
godetevi tutto, godetevi tutto. Aspetta, volevo farti vedere i Flintstone. Ah, i Flintstone. Flintstone. Perché? Ecco i Flintstone. Torniamo un attimo. Perché amici, questo discorso qua, questo posto qua ci rituffa, come le diceva Fabrizio, veramente nel passato, no? Quante sigle dei cartoni animati, Aspetta, perché io non la so, ma mi hanno detto che c'era questa sigla qua. E tutti quanti vogliamo vedere il Brancobaldo Show. Guarda questa qui qua, muovete, i Simpson. Vabbè, i Simpson, i Simpson. Lupin. Chi lo sa che faccia, chissà chi è. E questo è il mio preferito. Questo è il tuo perché Tiger Man. Questo è il tuo invece. Questo è il mio, Mr. Magoo. Mr. Magoo. E dopo ce n'è un altro che qua bisogna avere almeno 60 anni. Magilla, gorilla, prendetelo voi. Allora ritorniamo. E Napolso capo. Ecco, torniamo da qua un attimo, che ritorniamo un attimo verso il nostro Fabrizio, perché effettivamente è il momento, credo che sia arrivato il momento, no? Della sorpresa. Però prima, aspetta, perché dopo ho anche le domande scritte, perché avevo paura. Ci siamo preparati per Ce n'è uno qua al quale sei più affezionato. Aspetta un attimo. No, allora, affezionato no, nel senso che comunque non c'è un pezzo in particolare, però io sono nato con la Disney, quindi sono appassionato di Disney e c'è un paperino che avevo anche da bambino che è all'interno di queste tech, e poi amo molto i robot anni 70-80 che voi conoscete molto bene. Tiger Man che tu hai cantato alla grande. Guarda come sono vestiti, guarda, Tana delle tigri. E i supereroi Marvel, Batman, Robin. Non parliamo di Marvel, non parliamo di Marvel. Mazinga. Questo è Goldrake, questo, no? Questo è Goldrake. Questo è Goldrake. No, Scusa, hai ragione, questo è Jigba. Tu che puoi. Cuore d'acciaio, Jigba. Cuore d'acciaio, un cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Qua ci fermiamo, andiamo avanti però. Allora, detto questo, è arrivato veramente il momento della sorpresa. Noi ti lasceremo adesso. Esatto. Anzi, ti passo il telefono, tienilo così direttamente. Vi mostro. E vai. Ma io posso anche mostrarvi qualcosa così e poi accennarvi che. Però ragazzi, io non posso. Guarda che secondo me, se tu, scusa un secondo, se tu lo giri. Ecco come si fa, così, perché non è il mio telefono. Oh, così, eccoci, capito? perfetto. Allora ragazzi, niente, vi presento io a questo punto una sorpresa veramente unica, mondiale. Ma voi sedetevi, preparatevi perché ci ho messo 3 giorni, per smontarlo dagli scatoloni, disimballarlo. È arrivato tra l'altro da Hong Kong, per cui un viaggio mostruoso. Ma hai fatto tu la richiesta? No, vabbè, io ero anni e anni che lo cercavo e penso ne esistano 2 al mondo. Tra l'altro hanno dimensioni veramente importanti e... Signore e signori, aspetta. Sì, e quindi vi presento i 2 pupazzi mostruosamente grandi. Se riesco a girare. Eccoli qua, sono 2 sagome a grandezza naturale, alti all'incirca, ecco, come il nostro Goldrake, quindi 2 metri scarsi, 1,80 m, 1,60 m. Tra l'altro con un piccolo telecomando si possono attivare funzioni incredibili. Ad esempio questo è un esemplare di Giancarla che... Ecco, basta guardarlo negli occhi e lui emana un verso molto... Eccolo qua. Poi abbiamo invece il marito, qua pronto, che è pronto a reagire la Giancarla. Perfetto. Poi torna nella sua posizione. Ecco, vedi, qua sei un attimo imballato perché dovrebbe farlo una volta al mio sguardo. Allora, queste sono le mutande del mio marito, tanto per farle vedere. È a sex bomb che go in casa. Ecco, vedi. Queste serie mutande. No, se ga imbellato. Ecco, adesso manderò un reclamo. Niente, mancherà un reclamo. Non posso neanche attaccarle sulla corda quando le amo, sennò che cavo via il sole a quella da basso. Ecco.
Ecco, sono funzioni multiple, possiamo attivarli, disattivarli, quante mi ha fatto comprare il cancerotto dell'amore. Ecco. Mi ha fatto comprare il cancerotto Se partì un'altra dell'amore. volta, perché parte. Ma che volta, invece che sposarmi, ma non potevo tornare un can. E sapere la differenza tra una donna e un can? Nessuna, no, perché tutti dopo ti parli per chi capisce. Ecco, eccola qua. Adesso perfetto, li abbiamo adesso disimballati. Devo trovarli, ecco io, sappiate ragazzi che devo trovare una tecca importante dove posizionarli e se non trovo la tecca li vendo a qualsiasi cifra. Però Fabrizio, veramente è stata una sorpresa enorme per noi, qualcosa di straordinario, ma te li hanno regalati gratuiti questi? Questi no, li ho cercati, ho investito anche capitali importanti, cercati in tutto il mondo e tra l'altro come dicevo è stato un investimento importante che in un periodo... Eccoci qua, siamo tornati. tornati. A voi sono piaciuti ragazzi? Veramente tremendo. Bellissimi, sta una roba grande. Tremendo anche il telecomando pazzesco, insomma arrivano da Hong Kong amici. Si possono rivedere un attimo? No, adesso li ha messi via. No, li ho parcheggiati, Sì, li ho messi via, però saranno a disposizione per il pubblico. Guarda, non sappiamo come ringraziarti, abbiamo veramente stata un'emozione, abbiamo i pennotti, la pelle d'oca. Anch'io sono felicissimo di aver venuto amici, ospite. è stato un piacere essere qui oggi, vi facciamo vedere un attimo Facciamo vedere qua. il Venice Vintage Toys. Anna and Barbera. Ma non è stata una sorpresa solo che Fabrizio ha fatto a noi, ma anche noi abbiamo fatto una sorpresa a Fabrizio. Sì, perché prima di salutarci Lui non lo sa. Fabrizio, ma noi adesso Questo è un ristoro. Tienilo tu perché noi ti avevamo chiesto, lo chiesto prendo io, quali sono i tuoi personaggi preferiti. Ma i miei personaggi preferiti, come vi ho detto, sono molti, vanno dai supereroi Marvel allo stesso Uomo Tigre, a Batman, Robin, supereroi Marvel. per cui... Noi ci salutiamo come? Se tu giri? Sì? Dove devo girare ragazzi? Giro di qua, provo a schiacciare. No! Eccoli qua! No, abbiamo anche Batman e Robin. Moia santa, guarda, guarda che fisico, che Tarzan sto qua. Non potevamo mancare anche noi in questo splendido museo dei toys, vintage toys. Capitanaro, che mi è sempre piaciuto, con quell'uncino. E poi possiamo andare dappertutto perché mai come adesso con la mascherina potremo andare dove che vogliamo. No, che delusione, però l'incredibile Hulk. Guarda che piccolo, che si fa vedere che piccolo. È piccoletto. Mi immaginavo tanto. Ario c'ho. Ma anche tu Robin, guarda che piccolo che ti hanno fatto. No, è proprio così. Sì, grandezza naturale. Basta, io ho capito come che ti ho marchi, te vedo come che ti ho marchi. Quell'uomo Che là, no, quello in fianco di Tarzan. Quello in fianco di Tarzan? L'uomo invisibile sta... Mi so che ti dà una storia curiosa, un bel tocchetto. Adesso questa la dico per noi qua, Ti credi che non mi sei d'accordo di niente? Ti credi che sia nato ieri? Oh Batman! Ti credi che venga dal Doio? Ecco qua. Grandi Ora, ragazzi. A questo punto, Grandissimi. a questo punto noi da Vintage Venice Vintage Toys con Fabrizio Fontanella, ragazzi. Carlo e Giorgio e tutti quanti vi aspettiamo qui appena si potrà, vero? Volentieri, Appena si speriamo potrà. presto. Baci a tutti e mi raccomando amici, ara Robin da Drio. Certo, che piccolo però. si vetrina piccola. Ciao amici! Ciao a tutti, chiudo tutto, ciao! Ciao. Aspetta, chiudele. Salvare!